Oggi, giovedì santo, in tutte le comunità cristiane si celebrano i riti in vista della Santa Pasqua. Ieri sera l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha celebrato la messa crismale nella Basilica Cattedrale San Gerlando e con celebrare i presbiteri della Chiesa diocesana che, interrogati dal Vescovo, hanno rinnovato le promesse fatte il giorno della loro ordinazione presbiteriale come segno di unità con il Vescovo e di fedeltà verso l'unzione ricevuta. Una liturgia ricca di significati, a partire dal fatto che vede tutta la Chiesa riunita attorno al Vescovo, manifestando così la sua multiforme varietà di carismi e vocazioni. È significativa anche perché il Vescovo benedice e consacra gli oli santi, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi, che al termine della messa ciascun parroco ritirerà in appositi vasetti che verranno utilizzati durante l'anno liturgico per i battesimi, le cresime, l'unzione dei malati. Altro tratto distintivo della celebrazione, il rinnovo da parte del presbiterio delle promesse sacerdotali. Stasera sembra in cattedrale la cena Domini, la cena del Signore. Si tratta dell'ultima cena che Gesù tenne insieme ai suoi apostoli prima che lo arrestassero e la condanna a morte. Durante la liturgia della cena Domini anche il gesto della lavanda dei piedi, dove Cristo si mostra servitore tra i servitori di Dio. Lavarsi i piedi significa per i cristiani fare memoria dell'amore che Gesù ha avuto per i suoi discepoli. Con questa funzione comincia una celebrazione unica che dura 3 giorni, quella del Triduo Pasquale, nel quale si celebra la morte, la sepoltura, la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Anche in provincia 2 momenti significativi delle manifestazioni pasquali, a Cianciana con la rappresentazione della passione del Figlio dell'Uomo, curata dalla Prologo presieduta da Carmelo D'Angelo. A Ioppolo Giancazio, l'antica tradizione del mortorio, grazie all'impegno del gruppo Tradizio Ioppolese a guida del regista Giuseppe Lodico, che vede impegnati circa 100 persone che in giro per le vie del paese raccontano le scene dell'antico testo di Filippo Dorioles risalente al 1700.